in collaborazione con Glenvision e Ottima Trento. Spaventoso incidente sulla Gardesana, all'altezza di Cadine, perde il controllo dell'auto e si schianta contro la roccia. I vigili del fuoco intervengono con le pinze idrauliche. 2 feriti trasferiti all'ospedale di Trento. Trovare casa in Trentino, difficile, ma per i musulmani diventa impossibile. L'imam: stiamo ricevendo molte segnalazioni, per le donne situazione peggiore. Collegamento Trentino-Veneto, l'appello di Confindustria. Serve riprendere il confronto per il prolungamento a nord dell'A31 Valdastico. Dopo una valanga era rimasto sepolto nella neve per oltre 23 ore. Estratto vivo, il modo in cui è stato salvato fa scuola. Un caso spettacolare. Lo studio dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige e di Eurac Research, pubblicato su una rivista scientifica. L'altra montagna. Musica e sushi a quota 1500. Vediamo il video. Il rifugio Bocca di Selva guarda all'innovazione. Così avviciniamo i giovani alle terre alte. Ottima Trento, dal 1997, consulenza, ricerca e formazione. Il nostro impegno, la tua crescita costante. Ottimatrento.it